neppure dubbio che tenessero più alla Venezia che a Colabianchi. Assemblea generale infuocata tra i lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia, dove è guerra aperta tra orchestra e coro da una parte e il sovrintendente Colabianchi dall'altra. Il detonatore della tensione, sempre lei, la nomina di Beatrice Venezzi. Non si tocca, resta dov'è, ribadisce il sovrintendente. Passa indietro? No, assolutamente, certo, perché passa indietro? E ai 4 ex sindaci risponde così. La legge prevede che il sovrintendente possa procedere alla nomina di un direttore musicale. Non è previsto in alcuna normativa che debba consultare qualcuno prima di farlo. Quindi l'indicazione che danno i sindaci non è corretta. Le maestranze però non ci stanno, annunciano nuove proteste e denunciano la deriva gestionale del teatro. Certamente ci saranno nuove azioni di protesta, se veramente così dovesse essere e dovesse essere confermata questa presa di posizione di questo muro contro muro del sovrintendente, ce ne faremo una ragione, noi continueremo con la nostra battaglia fino a che non otterremo dei risultati. La situazione è oramai rovente anche sul fronte degli emolumenti del welfare, ad oggi non ancora corrisposti. C'è la normativa che lo prevede, deve essere certificata il pareggio di bilancio, cioè questi soldi possono essere erogati solo se non comportano problemi dal punto di vista del bilancio. Quindi siccome il bilancio verrà definito nel Consiglio che verrà stabilito per l'inizio dell'anno prossimo. È un teatro decisamente diviso. Questa è una gran sciocchezza, è chiaramente un atto ritorsivo perché dal 2019, Covid compreso, e ricordo che nel 2024 abbiamo fatto 3 scioperi e il premio welfare non è mai stato messo in discussione, è sempre stato elargito, erogato. Una governance in trincea e una sovrintendenza che resiste mentre il malcontento cresce. A rimetterci ancora una volta rischia di essere il pubblico, fatto salvo il concerto di Capodanno. Il rischio è che poi il Teatro La Fenice diventi un campo di battaglia, perché poi ci saranno quelli che pro Venezia, sarà un vero delirio. E io spero che chi sta dirigendo tutta questa operazione si renda conto a cosa stiamo andando incontro.